ovviamente ti manca un po' la famiglia, i figli, moglie, genitori, cioè tutto quello che è un po' il discorso famiglia, ecco. Dall'altro canto c'è comunque la possibilità di riunirsi tra di noi, quindi cercare di distaccare un attimino per qualche ora, magari pranzare insieme, e allora stacchi un attimino e cerchi di alleggerire quella giornata, ecco, però ovviamente purtroppo si fa sentire. Un po' tutti non lo vediamo come proprio quella festività natalizia, ma semplicemente un giorno diverso dagli altri, da stare un pochettino più insieme, ecco. Con la penitenziaria sta tutto a noi detenuti, come ti comporti, cioè, se dai la possibilità ovviamente di trattarti in un certo modo, però se fai stupidaggini. Abbiamo le nostre telefonate, certo, sì. Possiamo tranquilli, abbiamo le telefonate, il carcere ha messo a disposizione delle videochiamate di un'ora, quindi ci mettono nella condizione comunque di interloquire con la famiglia tranquillamente, sì. Questo è il secondo, fortunatamente. Quanti ne passerai? Spero l'ultimo. Allora, io il terzo Natale che passo qui dentro è questo. Io vengo da una famiglia cristiana comunque, anche qui il Natale si sente, io lo sento molto, soprattutto la vigilia o in attesa, perché il Natale fuori comunque era diventato un po' è fuori tipo un compleanno che si consuma troppo, una festa che si spende troppo, invece qui dentro cerchiamo di passare proprio come l'antico Natale, che siamo qua uniti comunque, anche religioni diverse, le passiamo bene. Anche dei regali riceviamo come delle parrocchie o anche dei bambini che ci fanno dei regali, ci scrivono le lettere. Insomma si sente anche qui, cerchiamo è normale che ci manca il Natale in famiglia, siamo lontani però. E comunque abbiamo costruito anche qui, stiamo quasi come una famiglia perché passiamo bene con i detenuti, tutto. Sì, sono delle novità un po', come si può dire, già abbastanza collaudate, nel senso che abbiamo cominciato l'anno scorso ad organizzare delle feste strutturate di Natale, ovviamente destinate ai detenuti che hanno famiglia, dei bambini piccoli. Ovviamente feste che siano decontestualizzate per quanto possibile dall'ambiente detentivo e perciò ospitate in quest'area che noi chiamiamo area verde, un'area attrezzata per gli incontri dei bambini con i loro genitori detenuti, con un occhio rivolto soprattutto a chi ha diritto a non scontare la pena, ovvero sia le famiglie. La cosa che mi ha sempre stupito è il senso di condivisione, di unione che c'è tra i detenuti, non solo tra italiani, tra diverse nazionalità. Quindi si ritrovano insieme e decidono anche cosa acquistare, cosa mangiare, cosa cucinare e fanno dei veri e propri pranzi buonissimi, anche perché con poco riescono a creare tanto. È logico che la famiglia comunque manca e cerchiamo di creare, di fare anche noi il nostro piccolo proprio per avvicinare quelli che sono gli affetti esterni. In questo senso ci sarà appunto qui alla casa circondariale una festa dove interverranno i figli di alcuni detenuti, le compagne, dove faremo dei giochi, la consegna anche di regali, dei doni, in modo proprio da ricreare quel momento di festa che è tipico del Natale. Ma in questa settimana natalizia, la settimana dell'Avvento, cerchiamo proprio di fare tutta una serie di momenti, anche religiosi, soprattutto religiosi, dove poter riflettere su quello che è appunto la giornata del 25 dicembre.